Per celebrare il 70° anniversario Storici e Docenti Universitari a Confronto, l'importante evento si è tenuto nella città dei Templi. Statuto siciliano, un patto dimenticato, è stato il tema di un evento che si è svolto ad Agrigento alla presenza di storici e docenti universitari. Ce ne parla il nostro direttore Arturo Cantella. Statuto siciliano, un patto dimenticato, questo è il tema di una manifestazione al Museo Pietro Griffo di Agrigento in occasione del 70° anniversario dello Statuto siciliano. Ha portato il saluto la responsabile del museo Gabriella Costantino, tra relatori lo storico Gaetano Allotto, il presidente dell'Associazione Culturale Arcos Salvatore Fanara, quello provinciale dell'ACS Giuseppe Petix e il docente ordinario di economia aziendale dell'Università di Palermo Massimo Costa. Sì, il paradosso di questa autonomia è che dopo 70 anni ancora attende la sua attuazione. Se c'è qualcosa che è andato storto è l'aver affidato questa autonomia evidentemente a dei partiti italiani che non avevano interesse ad attuarla. Eppure in quell'autonomia c'è la risposta a quasi tutti i problemi della Sicilia dal punto di vista economico, finanziario, culturale, infrastrutturale. Oggi quell'autonomia, senza averla ancora mai attuata, è minacciata dalla riforma costituzionale che la lascerebbe in piedi soltanto sulla carta, ma sostanzialmente la svuoterebbe, la renderebbe un simulacro vuoto. Prima che questo accada noi vogliamo che i siciliani sappiano quali sono i loro diritti, qual è la loro carta costituzionale regionale. Per questo convegno, che secondo noi è importantissimo. Ecco, ma il futuro dell'autonomia siciliana quale potrebbe essere nell'immediato? Allora, ci sono, come dicevo, delle minacce, potrebbe essere l'autonomia siciliana restare una carta vuota se passa la riforma costituzionale voluta dal governo Renzi, oppure potrebbe essere finalmente attuata, ma per fare questo devo dire con tutta franchezza che ci vorrebbe una classe politica completamente rinnovata rispetto a quella che ha fallito in questi 70 anni. Non crede lei che c'è una forte dipendenza anche economica che il governo Renzi l'ha maggiormente caratterizzata nei confronti della Sicilia? Allora, diciamo le cose come stanno, non è l'Italia che mantiene la Sicilia, ma è la Sicilia che mantiene l'Italia. Il problema finanziario, la questione finanziaria della Sicilia è dovuta al fatto che l'Agenzia delle Entrate, che per statuto dovrebbe essere siciliana, è controllata da Roma, quindi Roma controlla i rubinetti della regione e a cascata dei comuni siciliani, tenendoli tutti per il collo. Il vero problema è questo: se i siciliani si riprendono la loro Agenzia delle Entrate, i nostri problemi sono immediatamente risolti. Noi dei siciliani dobbiamo avere coscienza di quella che è la nostra eredità, le potenzialità di questo territorio, il valore di tante persone, tanti imprenditori, ma non parlo solo del passato, ma il valore di tanti imprenditori di oggi, tante professionalità, tante persone che possono fare della Sicilia una grande terra. Allora in quel momento dobbiamo ricordarci che noi abbiamo un'arma, che è lo Statuto siciliano, e non dobbiamo mai permettere a nessun politico o a nessuna organizzazione o a nessuna forza sociale di mettere a repentaglio il nostro Statuto, ma prima di tutto dobbiamo far sì che lo Statuto siciliano venga posto in essere, perché questo nostro convegno si chiama Statuto siciliano, un patto dimenticato, sì, perché talvolta la politica ha dimenticato questo patto che l'Italia ha fatto con la Sicilia.